Ciao ragazzi, quesito: che cosa hanno in comune San Valentino, questi dolcetti deliziosi e la trippa? La risposta è Bussolengo, il paese della fiera di San Valentino e anche della trippa. Quando si avvicina il 14 di febbraio, il paese, che si trova lungo la direttrice Verona-Lago, vive un fermento che però matura un anno intero. È il tempo dell'attesa per l'arrivo della fiera di Bussolengo, la fiera di San Valentino, l'evento clou, quello più atteso. Mi piace sempre parlare di storie affascinanti come questa, perché mi permette di tornare indietro nel tempo, pensare ai secoli e a diversi decenni passati, quando, per esempio, alle prime luci del giorno, i commercianti iniziavano ad arrivare in paese insieme agli animali, e poi gli agricoltori che venivano qui per comprarli, e poi i venditori di derrate o di sementi. Insomma, era un carosello di persone che davano vita a un mercato molto fiorente che si è radicato nel corso dei secoli. Ma se c'è una data chiave nella storia di questa fiera, quella data è il 1711. che è l'anno nel quale i contadini si rivolsero per l'appunto a San Valentino, vescovo di Terni, per pregarlo di risparmiare le loro mandrie dalla micidiale epidemia di afta epizootica che stava veramente decimando, stava sterminando intere mandrie. Ma il miracolo si compì, a quanto sembra, e fu da quell'anno che si cominciarono a contare le edizioni della Fiera di San Valentino, che quest'anno arriva al numero 310. Purtroppo però nemmeno San Valentino ha potuto nulla contro l'epidemia da coronavirus. Questa seconda epidemia non l'ha potuta sconfiggere. Ma i bussolenghesi sono gente tosta e non volevano sicuramente sacrificare la loro festa, l'evento più atteso, alle fauci del coronavirus. E quindi tutto comunque c'è, anche se digitalmente. Non volevamo rinunciare alla nostra fiera, alle nostre tradizioni, e quindi abbiamo pensato a un'edizione online dove avremo la possibilità di fare delle dirette sia sui nostri canali che sulle TV, per raccontare cos'era la nostra fiera, per dare visibilità ai nostri commercianti. Abbiamo fatto anche tante iniziative riguardanti quelle che sono dei concorsi per i commercianti, per le scuole, per la cultura, quindi abbiamo cercato di ricreare online quella che è la nostra fiera. Togliamo l'esposizione campionaria e il Luna Park purtroppo, ma per il resto c'è tutto, trippa compresa, e le trippe che si vanno in occasione della fiera di San Valentino, ma è buone, scusate. Filippo, cos'è la trippa? Allora, la trippa è lo stomaco del bovino, della mucca sostanzialmente, e si prepara questo famosissimo piatto della tradizione veronese. Da dove si parte? Allora, si parte da un soffritto di verdure, quindi un sedano, carota, cipolle tritati finemente, e un po' d'olio extravergine d'oliva, si fa soffriggere il tutto e poi va aggiunto il brodo, che in questo caso noi lo prepariamo con delle verdure fresche e un po' di carne di pollo, giusto da farlo leggermente corposo. E quindi arriva la trippa. E poi arriva la trippa, che si mette appunto nel tegame tutto assieme e si parte con la cottura. Quanto deve durare la cottura? La cottura, diciamo che più va meglio è, comunque sono quelle 3-4 orette sicuramente che ci vogliono, una cottura lenta, in modo tale che tutti gli ingredienti si amalgamano alla trippa, e poi alla fine la trippa è il segreto che la gada attaccare, fa tipo l'effetto del cotechín. Tu sei giovane, ma hai comunque dei ricordi legati a questo piatto, alla trippa? Allora, diciamo che la nostra generazione, quindi noi macellai e mio nonno che era commerciante di bestiame, quando si trovavano al mercato appunto per fare gli affari, questo era un piatto che non poteva mancare sulle tavole. Quindi una volta finito di lavorare si andava all'osteria e si mangiava un piatto di trippe calde e un buon bicchiere di vino. Quindi possiamo essere anche legati da questo punto di vista. Quindi prima si combinava gli affari. Prima si faceva gli affari e con poi la sciaffa. Con la sciaffa sulla mano, e dopo si andava all'osteria a mangiare e bere un bicchiere di quel buono. Per preparare le trippe occorrono diverse ore.
e quindi c'è il tempo per andare a visitare le bellezze di Bussolengo, e ce ne sono molte, a partire dalla chiesetta dedicata al patrono, a San Valentino, una chiesetta bellissima, la cui origine viene fatta risalire intorno al XIII secolo, anche se non c'è una certezza assoluta, ma quello che è certo è la bellezza del ciclo di affreschi del 400 che la adornano internamente ed esternamente. Ma poi c'è anche il chiostro francescano, questa struttura bellissima, affrescata anch'essa, che trasmette un fascino, un altro scrigno che è rappresentato qui a Bussolengo come una delle attrattive sicuramente più interessanti e più fascinose da poter vedere. E poi la chiesa di San Rocco, anche quella, un'altra chiesa dipinta, sembra proprio un percorso, sembra quasi una vocazione ai colori che raccontano la storia della fede di Bussolengo, ma oggi sono anche un'importante attrattiva turistica. E poi, siccome il momento è quello, o voi innamorati, fatelo un salto in questa panchina, eccola qua. Questa è la panchina degli innamorati che si affaccia sul balcone dell'Adige. Guardate poi, il balcone dell'amore, che guarda direttamente la vallata. Qui sotto c'è l'Adige e c'è il Biffi. E lungo il Biffi c'è una bellissima pista ciclabile che vi permette di vivere il paesaggio rurale di Bussolengo in tutta la sua armonia. Non di solo trippa si vive a San Valentino durante la fiera, no, perché alcune pasticcerie si sono inventati dei dolcetti eccezionali, buonissimi, 2 in particolare, e io sono andato a trovarle, tutte e 2 ovviamente, e le ho assaggiate tutte e 2, ovviamente. Li ha inventati lei i baci di San Valentino? A metà, nel senso che è una produzione di questa pasticceria in ricordo della vecchia pasticceria di mio papà. Abbiamo voluto riprendere un pasticcino antico, nel senso un pasticcino fatto di mandorle, invece questa è tutta un'altra ricetta con la pasta di nocciole, albume, zucchero e un pochino di liquore strega. Perché l'amore? Perché intanto siamo a San Valentino, la nostra fiera, e anche perché è il periodo dell'amore di San Valentino. Poi il bacio classico con la nocciolina, che ricorda proprio il dolcetto, e così, il pasticcino dell'amore. E quanti basi che ti ho dato tuo marito? Una roba! E questo che dolce è? Questo è il nostro dolce di San Valentino, che altro non è che una pasta brioche intrecciata con una farcitura di mandorle e frutti di bosco. È lo buon? È buon, sì. È fatto apposta per gli innamorati in forma di cuore e a forma di treccia, che simbolizza l'abbraccio che si usa tra 2 innamorati. Sarà contenta la moglie? E poi ci sono loro, i bussolenghesi, profondamente attaccati alla loro terra e anche agli edifici simbolo. E uno di questi è la chiesetta di San Michele, che gli alpini, dopo un accurato restauro, hanno fatto diventare la loro sede. E quello è anche il luogo più gettonato in assoluto durante la fiera di San Valentino. Noi l'abbiamo trovata a livello di rudere, mancava il tetto, mancava il pavimento, c'erano degli alberi all'interno, e dall'86 all'88 l'abbiamo restaurata. Con le vostre forze? Sì. Perché ci avete creduto? Che simbolo è questo per Bussolengo? Allora, noi ci abbiamo creduto in quanto si può dire non esiste gruppo alpini senza la propria baita. E da allora però è diventata punto di riferimento per Bussolengo, per la popolazione di Bussolengo. E anche per la fiera? In particolare per la fiera, è una delle feste più importanti anche per noi alpini. Ci teniamo da sempre, quindi dall'88, a fare presenza con il nostro chiosco con le trippe. Mi dica quante persone vengono qui a mangiare la trippa durante la fiera? Ne vengono tantissime, ma non ci misuriamo con i numeri, ci misuriamo con la coda. Di solito abbiamo una coda che il quarto d'ora, 20 minuti li aspetta sempre.
Insomma, ce ne sono di cose da vedere e in ogni caso basta andare su Google e molto facilmente anche sul sito del comune di Bussolengo troverete un sacco di idee per poter visitare questo territorio. E ricordatevi che in questo periodo, alla fine del vostro giro, ci sarà sempre un bel piatto di trippa calda fumante che vi aspetta. Orco alle ora! Tiremo su. Queste io le trippe buone. Guarda che spettacolo, Spettacolo guarda. che le fa le voglie. Ma quanti anni è che lei fa, signora Ela? 60 anni. Così mi fa dire quanti anni ho. No, vabbè. No, dai, scherzo. E perché la trippa? Cosa deve avere la trippa per essere buona, secondo lei? Più che altro è la bollitura, è la cottura della trippa. È lì il segreto. Sì, perché deve bollire a lento e tante ore. Ho capito. E dopo gli ingredienti, i soliti, cioè, che va cipolla, sedano, carote, il pesto di rosmarino. Un po' pomodoro? No, Niente. non vi ho concentrato, Vedi, perché il pomodoro la fa venire acida dopo. vedi. Ah, guarda, mi fido ciecamente della signora. No, te dico perché... Che tra l'altro la signora Mirna, qui al ristorante Roma, è la vincitrice del concorso della passata edizione. Vinciamo a Castano, Sì, Mirna? speriamo. Perché la trippa a San Valentino? Perché nel passato non c'erano tantissimi ponti e quindi passavano il bestiame in questo periodo dall'Adige da una parte all'altra, e quindi a San Valentino era il punto dove si faceva lo scambio perché cominciava la stagione agricola, e quindi come si compravano gli attrezzi si compravano anche le bestie. E la trippa era un piatto che scaldava perché c'era freddo, il mercato era assolutamente all'aperto, semplice, fatto con le frattaglie, e come tanti nostri piatti tipici, poi con il condimento giusto vengono dei piatti stupendi. Non c'è l'esposizione campionaria, non c'è Luna Park purtroppo, ma la trippa la game. Assolutamente sì, c'è la trippa in tutti i nostri ristoranti che vi invito ad andare ad assaggiare, e vi invito ad assaggiare più ristoranti perché così potete anche giudicare, e questo noi lo facciamo tramite il concorso della trippa, concorso storico dove ci si mette in gioco tutti i ristoranti per vedere chi la fa più buona. Sembra semplice, ma non è così semplice, perché ogni ristorante poi ha la sua specialità, la fa un po' di diverso, è veramente molto, molto buona. Vi invito veramente a fare un giro. In ogni caso è una fiera che quest'anno si può vivere completamente a livello digitale. Assolutamente sì, anche questo. Ovviamente per vari DPCM niente assembramenti, però portiamo tutto sul digitale, quindi seguiteci sui nostri canali sia Facebook che YouTube, che riuscirete a vedere tutto e vi faremo partecipi di questa bellissima nostra festa. Ma le trippe, i miei virtuali no, devo mangiare, vero? Assolutamente, ora le assaggiamo. Buon appetito. Sentiamo se la birra resta brava. Grazie Sindaco, e mi raccomando, partecipate virtualmente alla fiera di San Valentino. E adesso sotto vi aspettiamo. Buona.